I voti vengono dati su una scheda in formato Excel. Vediamo che questa scheda è il nome del Jingyoji, che viene scritto sotto, il nome della SD, il livello che è principiante, la categoria adulti. Questo è un esempio. Qui vediamo il giudice, quindi verrà messo il nome del giudice e tutte le pose. Queste sono le 10 pose e qui vediamo i voti sulle 2 pose che sono state estratte. Salamba Bhujangasana, vediamo che 8 su tecnica, 9 fluidità, 7 ritmo, 10 mantenimento, 9 stabilità e equilibrio, 8 perfezione e armonia, 7 respirazione e concentrazione. Il voto finale è 8,2. Il giudice alzerà la paletta dando il voto 8. Vediamo Salamba Sarvangasana. Qui vediamo 7, 8, 9 sui i voti dei vari criteri che voi potete vedere a video. Il voto finale è 7,7. In questo caso anche il voto sarà 8 perché è superiore. Dopo 7,5 il voto è 8. Se fosse stato inferiore da 7,4 in giù, il voto sarebbe stato 7. Giù vediamo il nome del Jingyoji. Qui vediamo sulla scheda in basso è il nome del Jingyoji, poi vediamo l'altro nome del Jingyoji che è il nome dell'altro partecipante. Quindi il giudice cliccherà per quanto riguarda sempre la stessa SD. Qui ci sono i nomi di tutti i singoli della SD livello principiante adulti su questa scheda. Quindi dopo, se c'è, in questo caso mettiamo che il nome nel primo yogi sia Mario Rossi, il secondo nome sia Rossella Rossi, si clicca e anche qui vengono dati i voti in base, mettiamo che sia stata estratta Salamba Bhujangasana, vengono dati i voti in base ai vari criteri. Su questa scheda, su questo file ci sono tutti i partecipanti, potrebbe essere un solo partecipante, potrebbero essere 2 come 4 o 5 o di più.